Adesso andiamo a Grottaglie e parliamo di un progetto che è stato recuperato quest'anno per la prima volta, recuperato con le scuole, anche l'antichissimo rito del grano germogliato per i sepolcri delle parrocchie. Parliamo di Isonomia, un'associazione, le vie della Quaremma. In questo periodo ai balconi del centro storico di Grottaglie sono appese, non so se l'avete già visto, se ci siete stati, sono appese tante quaremme. Secondo la tradizione sono di fantocci con le sembianze di una vecchina tutta vestita di nero, che come le massaie di un tempo indossa un fazzoletto scuro sulla testa. Però io ne voglio parlare insieme all'ideatrice del progetto, che è Maria Teresa Marangi. Buongiorno Maria, ben trovata. Buongiorno a voi, salve. Allora, la Quaremma rimane appesa dal mercoledì delle ceneri fino al giovedì santo, per poi essere... Ci vuoi raccontare, Maria Teresa, tutta questa storia e come è partito questo progetto, questa iniziativa? Sì, diciamo la tradizione delle Quaremme è antichissima e ovviamente negli ultimi anni andava completamente persa, però c'erano praticamente dei residenti, in particolare del centro storico, che erano, come dire, dei nostalgici, e quindi notando che in tutta Grottaglie magari ne individuavo una, due, insomma, appese, quindi mi è venuta questa idea di recuperare proprio totalmente questa tradizione. E come è stato fatto? Ho invitato diverse associazioni, tra le quali l'associazione Isonomia, che se n'è fatta il peso, ha tenuto questo programma e ha coinvolto a sua volta una serie di associazioni, residenti e anche attività economiche, e quindi praticamente hanno contribuito. Innanzitutto hanno realizzato le loro quaremme. Ogni quaremma, quest'anno appunto come programma Le vie della Quaremma, ogni quaremma porta con sé un messaggio, quindi le scuole materne, primaria di Grottaglie, e anche l'istituto Don Milani Pertini, la scuola di istruzione superiore, nell'indirizzo sociosanitario e turistico. Ok. Quali sono le iniziative e quali sono i temi che hanno affrontato gli studenti? Sì, gli studenti sono coinvolti direttamente già nella fase progettuale, e poi proprio pochi 5-10 minuti fa li ho lasciati, sono entusiasti nella prosecuzione, perché loro faranno proprio da guida, utilizzando da guida per dei gruppi di scolaresche o per gruppi. Abbiamo la richiesta di un gruppo di un'associazione della terza età, insomma. Sì. E quindi anche un gruppo di disabili psichici faranno questo percorso accompagnati proprio da questi ragazzi, che utilizzeranno sia la mappa interattiva, che già è aggiornatissima, la mappa interattiva, che è la mappa cartacea. In queste mappe ci sono proprio le posizioni, è stato fatto un vero e proprio censimento delle quaremme, in particolare del centro storico, e quindi aprendo la stellina, cliccando sulla stellina di questa mappa virtuale, esce fuori compare sia la foto della quaremma, con il messaggio che vuole dare la quaremma e l'autore. Che bello, che bello! Piuttosto che una scuola. Infatti sono molto... Mamma mia, ma è un progetto articolatissimo, ma è molto interessante, bello. Inoltre ci sono altre attività previste, come il germoglio del grano, e quindi anche questa una tradizione collegata comunque alla Quaresima, che fa parte appunto delle vie della Quaremma, con il quale sono stati in pratica in questi giorni distribuiti i chicchi di grano alle scuole, che provvederanno, verranno distribuite ai bambini, che provvederanno poi a far germogliare questi chicchi di grano, tra l'altro grano locale biologico, quindi diamo anche un segnale in questo senso. Certo, di territorialità, certo. Sì, e quindi faranno germogliare questo grano al buio,
Ma in sotto modo il da- materasso, come si faceva una volta? Ecco, una volta si teneva sotto il letto, bene. Sì, sotto il buio completo. Perché comunque insomma, il letto, il sottoletto rappresentava proprio, no, tipo L'ambiente un piccolo adatto. deposito. Va Sì. bene, va bene. Ecco. Maria Teresa, io ti ringrazio, è stato Grazie a bellissimo voi, grazie sentire a voi. le vostre cose. Ci risentiamo presto, noi siamo sempre qua. Buona giornata e buon lavoro. Alla prossima, Grazie, buona arrivederci. giornata a voi, grazie.